È intitolata al professor Federico Rea la nuova terapia intensiva inaugurata all'azienda ospedaliera di Padova. Non un semplice atto dovuto, ma un sentito ricordo di un professionista che ha dato tanto alla medicina e non solo. E io penso che le moltissime persone che oggi hanno partecipato al taglio del nastro di questa nuova rianimazione intitolata Federico Rea lo dimostrano. Abbiamo visto che c'erano moltissimi colleghi professori, moltissimi colleghi ospedalieri, moltissimi giovani, perché il professor Rea appunto era anche un professore, moltissimi specializzandi, e ci rendiamo conto proprio in queste occasioni di come queste figure poi manchino moltissimo a tutti i livelli. Il reparto si trova al sesto piano del Policlinico, dove prima c'erano le sale operatorie, gli studi medici e la sala dove è stato effettuato nel 2018 il primo intervento di chirurgia robotica. Vi sono 11 posti letto, 8 isolati e 3 in open space. Abbiamo dovuto isolare tutti i letti, la gran parte dei letti, perché il finanziamento è stato fatto per il Covid e comunque deve essere in grado di affrontare eventuali epidemie, pandemie, eccetera. E da questo punto di vista avete visto che ci sono le zone filtro in tutte le stanze, direi che è stato fatto un eccellente lavoro. Il costo complessivo dell'opera è stato di 4,9 milioni di euro. 1,3 milioni sono fondi regionali, il resto è parte del fondo stanziato per l'emergenza Covid-19. Che nasce sulla base appunto dei finanziamenti che il decreto legislativo 34 del 2020 ha messo a disposizione a livello nazionale, finanziamenti che sono stati recepiti per la competenza da parte della Regione Veneto attraverso un piano particolareggiato che ha portato a destinare a Padova 11 milioni appunto di euro per realizzare 3 interventi.